In un momento di confusione nella galleria Orler di via Bafili a Jesolo, una bimba polacca di 5 anni in vacanza con i genitori lunedì scorso ha danneggiato una preziosa opera all'interno. Credendo che una tela di Enrico Castellani dal valore di circa 200.000 euro fosse un foglio da colorare, ha tentato di raggiungerla arrampicandosi su un'altra opera, la scultura in oro 24 carati dell'artista goriziano ma iesolano d'adozione Carlo Pecorelli, fratturando però le zampe del ragno. I responsabili della galleria sono prontamente intervenuti, ma i danni ormai erano stati fatti. L'opera, del valore di circa 30.000 euro, è stata sostituita con una simile. L'artista la porterà in riparazione. Va riaggiustata e saldata, lucidata, ha spiegato Pecorelli, ma potrà occuparsene solo un'azienda specializzata. Vigilanza ancor più serrata, rassicura Orler d'ora in avanti sul pubblico presente, mentre è stato concordato con la famiglia polacca un risarcimento di cui non è stata resa nota la cifra. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco. Si tratta di uno di quei tanti episodi, alle volte simpatici, alle volte un po' particolari, che accadono durante l'estate a Jesolo, una città che è strapiena di persone, sempre per tutta l'estate, fortunatamente anche di famiglie con bambini. Ecco. Ovviamente l'invito è sempre quello di avvicinarsi ai luoghi dell'arte e della cultura con una certa cautela e attenzione nel rispetto delle opere d'arte e del lavoro e dell'ingegno di tante persone.